Orchi, anguane e fade nella Lessinia. I monti della Lessinia sono popolati da antiche creature magiche che possono elargire doni agli uomini o far loro del male, uccidere o dare ricchezza. Un mondo fatato di donne bellissime e di streghe spaventose, di orchi assassini e ninfe suadenti. Fra queste creature vi sono le anguane, splendide fanciulle che si pettinano i capelli davanti ai corsi d'acqua, capaci di ammaliare con il loro canto, ma anche donne dalla doppia natura di rettile e con piedi caprini, talvolta posti al contrario. Si parla per la prima volta di loro in un testo del XIII secolo, il De Gerusalemme Celesti di frate Giacomin da Verona. Si tratta di esseri femminili legati alle sorgenti, ai torrenti, ai fiumi e ai laghi. In alcuni casi le loro grida erano così forti da stordire. L'orco, invece, orche in Lessinia, può tramutarsi in luce, fiamma, soldato a cavallo, caprone, cane, mai in agnello, perché è il simbolo di Cristo. È una creatura ambigua, che a volte si presenta con un aspetto bonario, dispettoso e amante degli scherzi, come quando ride alle spalle del viaggiatore cui è riuscito a far perdere la strada perché questi ha messo incautamente il piede sulla sua orma, o quando si camuffa in un animale. In alcuni casi, invece, può essere mortalmente pericoloso. Quando l'orche chiama a nome una persona, non si deve rispondergli, altrimenti è perduta, poiché egli allora la tocca e la carne da lui toccata va corrosa sì che la morte è inevitabile. Sta scritto in una specie di trattato scritto nel 1884. Secondo alcuni, gli orchi della Lessinia erano propri di due categorie, burloni o malvagi. Mentre ai primi era concesso di girovagare liberamente nei boschi, i secondi potevano farlo solo di notte, dopo l'Ave Maria. Anche le fade possono essere buone o cattive a seconda delle circostanze. Se la sera nelle stalle a fare il filò, le serate di cucito e di racconto, c'erano solo donne, le fade potevano entrare, conversare e aiutare a filare e a cucire. Potevano però anche uccidere. Dopo aver chiesto alle donne di poterle pettinare, utilizzavano degli spilloni che conficcavano nella testa o estraevano da sotto le vesti delle roncole e tagliavano le gole di chi aveva loro aperto la porta. Secondo alcune leggende, erano anime di donne morte di parto. Vestivano di bianco e apparivano come bellissime ragazze, ma avevano piedi caprini o deformi. Nell'invitarle in casa si dovevano coprire gli specchi o la loro immagine sarebbe apparsa mostruosa.